Manca solo l'ufficialità. Per le autorità tedesche non ci sono dubbi. Al 99% quel che resta di uno dei due corpi carbonizzati ritrovati venerdì pomeriggio all'interno del piccolo aereo schiantatosi su un magazzino a Brema appartiene ad Alberto Pericoli, 46enne, guardia giurata da oltre 15 anni del Corpo Vigili Notturni e da 20 anni fotoreporter per le principali riviste di aerei. Mentre andiamo in onda si sta svolgendo all'interno del reparto di medicina legale dell'ospedale di Brema l'autopsia per fugare ogni dubbio sull'identità della salma. L'unica certezza al momento è che l'uomo si trovava in Germania da venerdì. Al telefono non risponde e così gli inquirenti sospettano che su quel piccolo aerostorico ci fosse proprio Alberto. La speranza è che si possa trattare anche di una coincidenza. Il fatto che la guardia giurata udinese di 46 anni non abbia più dato notizie di sé proprio da venerdì fa temere il peggio. Come detto in apertura, solo nelle prossime ore si potrà scrivere la parola fine in positivo o negativo. Allora Fabrizio Reti, cosa succede a Gorizia? Beh, diciamo che a Gorizia stiamo lottando per sopravvivere. Purtroppo la situazione non è cambiata, anzi sta peggiorando, ne è testimonianza che lunedì prossimo, l'11 agosto, avremo di nuovo in Commissione Sanità la Presidente della Regione perché abbiamo tutta una serie di domande da porle in merito a questa nuova riforma, perché in crisi e chiuso non c'è soltanto il punto nascita, ma parliamo di tantissime altre strutture che sono a rischio. Parlo anche di ortopedia, parlo anche del consultorio, che anche quello non c'è un organico imbarazzante, perciò dobbiamo definire tanti puntilli, ma soprattutto dobbiamo anche capire queste nascite transfrontaliere, perché anche lì le domande sono tantissime a cui finora nessuno ha risposto. Senta, ma che accoglienza avrà la Presidente della Regione questa volta? Beh, questa volta vogliamo instaurare un tavolo dove confrontarci nel modo più sereno possibile, perché per carità far muro contro muro a volte serve, ma serve anche mettersi tutti seduti dietro a un tavolo e cercare di trovare delle validissime situazioni e soluzioni proprio per evitare che la sanità cittadina diventi da centrale a periferica, demandando tutti i servizi verso altre strutture nel territorio. Senta, che sia la volta buona? Ma la speranza è l'ultima a morire. Io questi giorni sto giocando con uno slogan che è praticamente distinguersi per non estinguersi. Speriamo che sia questo lo slogan che porterà un po' di fortuna e qualche risultato e qualche struttura al territorio isantino. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Si respira già aria brasiliana al Boi Branco presso l'Hotel Consuelo di Lignano in via Latisana. Perché? Perché si sta preparando la serata del 7 di agosto. Gigi Doimo, titolare, insieme ad Andrea, ci racconta che cosa succederà questo 7 di agosto proprio qui a Lignano. Che cosa succede? Il 7 di agosto deve succedere una bella festa. Ogni anno facciamo questa festa e spero che la gente venga a vedere la festa che facciamo con tutte queste brasiliane bellissime. Io sono andato in Brasile, ho visto questa e ho messo su questa churrascaria e sono contento di averla fatta per Lignano Sabbiadoro, che ha bisogno di un po' di svago con le brasiliane. E il mio amico Andrea che mi dà una mano, che è bravissimo. Perché lui fa le caipirinhe, ma non sei in cucina ovviamente, no Andrea? No, solo caipirinhe, collaboro, organizziamo questa bella festa, abbiamo portato un po' di Brasile a Lignano, di conseguenza vi aspettiamo tutti il 7 di agosto. Churrascheria, che cosa significa churrascheria? La churrascheria significa delle carni brasiliane, delle carni che si fanno 8-9 qualità, con la spada che lei vede sulla spada che si taglia. Quello che abbiamo visto adesso. Abbiamo visto, e lì è una cosa che qua a Lignano è l'unica che ho io fatto, che c'è una roba che a Lignano non è mai stata, insomma. E adesso la gente sono volentieri, abbiamo un bel lavoretto. È una cosa che funziona, ecco. Prima facevo il calciomercato sono ritirato, che mi dispiace tanto che l'Aviano, che ero io e Riso, andava bene. Mi dispiace tanto che è andata tutto a zero. È una vergogna Aviano che non è anche una squadra di calcio. Però io non posso fare altro che sono Lignano. Sei contenta come brasiliano? Bravo, con questa atmosfera? Bravo, vedi? Con i locali. Io ho sempre i giocatori qua all'Udinese, sempre che vengono a mangiare, brasiliani. Argentini, sempre qua a mangiare con me e lui può dirlo che lui è il mio amico
che segue tutto questo amici del calcio, che segue tutto quanto. E quindi ci sarà anche la musica ovviamente brasiliana, musica dal vivo, ci saranno le ballerine della samba da mulata, il gruppo musicale della pegata brasileira. Facciamo musica dal vivo, samba e avanti. Benissimo. Ovviamente meglio prenotare o comunque si può venire qui quel 7 di agosto dalle 9 in poi. È meglio prenotare per trovare il posto, perché qua è già abbastanza prenotazioni, aspettiamo che venga qualche prenotazione, facciamo una bella festa, siamo in 300 qua a fare la festa. Chi più ne ha più ne mette. Più ne mette, bravo. Ma Doimo, c'è da salutare qualcuno intanto? E voglio salutare tutti i miei amici di Aviano, che manco da quasi 40 anni, però sono sempre col cuore di Aviano. Purtroppo adesso sono qua e non posso lasciare il mio paese di Aviano senza rancore. Sono qua a Lignano, saluto tutti quelli di Aviano, sono tutti i miei amici. Mi dispiace aver lasciato il paese così, però vanno avanti lo stesso, nel senso di me, non c'è problemi. Un saluto anche al nostro direttore. È il nostro direttore, Di Meo. Di Meo ti saluto tanto, che sei un grande amico, da 20 anni, 30 anni ti conosco. Sei forte. Ciao Di Meo. Partirà a breve un nuovo sistema informatico regionale per monitorare ulteriormente la situazione degli apicoltori, dopo non solo la moria delle api ma anche la mancata produzione di miele da parte delle stesse. Come opererete come ERSA? Non basta fare norme, ma bisogna avere degli strumenti operativi, e questi strumenti operativi oggi come oggi non possono essere altro che sistemi informatici. Noi abbiamo già dei contratti con INSIEL per la realizzazione di un programma che vedrà da una parte gestita l'anagrafica del patrimonio apistico regionale, in modo da dare ai consorzi degli apicoltori e agli apicoltori stessi uno strumento per interfacciarsi con quella che sarà l'anagrafe nazionale. Quando l'apicoltore avrà un caso di decadimento dell'alveare o un supposto avvelenamento, non farà altro che o rivolgersi al consorzio apicoltori o direttamente intervenire su questo database, segnalare quale dei suoi apiari ha dei problemi e immediatamente verrà avvisata l'azienda sanitaria, il servizio veterinario che è il responsabile principale, diciamo, di questa rete di comunicazioni. In contemporanea sarà attivato il servizio fitosanitario, che è il servizio da me diretto, che valuterà eventuali interconnessioni di questo problema con quanto sta accadendo nell'areale agricolo nei dintorni dell'avvelenamento stesso. Verrà attivato l'istituto zooprofilattico per quanto riguarda invece la realizzazione delle analisi. Ci troviamo di fronte ad altre patologie forse un po' più nuove come i virus. Poi non lo sappiamo, non possiamo escludere anche altri fenomeni come possono essere i fenomeni elettromagnetici eccetera, o addirittura anche un esercizio dell'apicoltura, questo è un parere mio personale, un esercizio dell'apicoltura molto spinta che vede l'uomo spesso sostituirsi all'alveare nella selezione delle regine, a incidere in maniera anche abbastanza decisa su quella che è la genetica della popolazione delle api. Ciclabile di Viale Volontari della Libertà, a distanza di alcuni mesi la situazione è cambiata, è migliorata? No, purtroppo anche per la pista ciclabile di Viale Volontari la situazione è ferma. È sempre questa pista che ti vedo, non ti vedo, con radici fuori, dentro dal marciapiede, senza barriera lungo la roggia. Sembra strano che si programmino nuovi lavori di piste ciclabili in altre zone della città, o lavori faraonici tipo rotonde in 2 chilometri di strada, senza affrontare quei problemi concreti che la città chiede. Viale Volontari è una strada trafficatissima, le piste hanno la necessità di essere separate dalla sede stradale, è uno dei pochi casi in cui c'è questa necessità. E dove si trova il ciclista? Si trova su una pista ciclabile lungo la roggia, senza barriere, ma non è quello il problema, è che questa pista è piena di radici di alberi giganteschi che rendono il percorso simile alle montagne russe, con pericoli non solo per il ciclista, ma per le persone che vanno lì con il passeggino del bambino,
con gli anziani in carrozzella, che veramente è impossibile condurli e non ci sono strade alternative proprio perché gli anziani sulla strada sotto non possono essere portati, con il rischio continuamente di scivolare lungo la roggia. Purtroppo questo problema è stato segnalato non solo con un nostro servizio alcuni mesi fa, ma addirittura all'assessore competente all'inizio del suo mandato con Onsel 1. Ecco, perciò è quasi preistoria. Però l'alternativa alle radici degli alberi è abbattere gli alberi e rendere la città meno verde. No, ma lì l'alternativa non è abbattere gli alberi, perché sono alberi ormai secolari che sono dei monumenti di per sé. Penso che qualche intervento lì si possa fare tranquillamente e senza eccessivi oneri, proprio perché non c'è nessun vincolo di alcun genere. Un'occasione importante per ricordare Kevin e Marco, ricordarli anche col sorriso, con il gioco. Quest'oggi ci sono tantissime squadre e tantissimi amici. Sì, guarda, sicuramente io sono venuta qua come ospite per ricordare appunto questi due amici e sono veramente rimasta sbigottita dal fatto che comunque ci sono state la presenza di 24 squadre, che è tanto per un torneo organizzato così, solo per ricordarli, ecco, vuol dire che c'è molta gente ancora che li ricorda. Vedo che tutti la vivono con il sorriso veramente tutta questa manifestazione e che comunque c'è questo spirito di amicizia, e comunque vedo anche che in campo quando fanno un fallo magari che potrebbe essere cattivo si chiedono subito scusa, ma per ricordare proprio lo scopo per cui sono qui presenti anche loro. Tra l'altro anche tu sei una sportiva. Sì, io sono presidente della Lega Calcio WISP di Udine, naturalmente seguo tutti i miei campionati e mi piace venire anche a questi tornei estivi dove solitamente ai tornei vieni per divertirti senza nessun scopo di essere primo rispetto agli altri, ecco, questo mi piace molto. Qual è il tuo ricordo di Kevin? Qual è il suo tratto caratteristico, la sua qualità principale? Il sorriso, senza ombra di dubbio, il sorriso. Io non riesco a non ricordarlo senza un sorriso sulle labbra. Non è la prima iniziativa di questo tipo, dunque siete pronti anche a farne altre? Guarda, sicuramente, anzi parlavo prima con gli organizzatori di questo torneo che per il prossimo anno noi come WISP siamo disposti a dare una mano anche a livello organizzativo di tutto, mantenendo sempre il livello del torneo per ricordare loro sicuramente, perché secondo me questo è l'importante che deve avere lo sport per tutti, insomma, in modo che arrivi un attimino a tutti e che possa essere anche utile a portare avanti il ricordo delle persone che ci sono nel cuore fondamentalmente. Ciclabile di Biauzzo, la passata amministrazione regionale aveva messo da parte per quest'opera 1.600.000 euro, fatto sta che col patto di stabilità è tutto bloccato, ma voi eravate già perplessi per quanto riguarda questo intervento, perché? La storia chiaramente è abbastanza lunga, si fa appunto all'entrata della nuova amministrazione Marchetti, quindi alla fine del 2011, quando appunto è arrivato questo contributo dalla amministrazione regionali varie alle quali erano state richieste dalle precedenti amministrazioni più volte, ogni anno meglio, contributi per realizzare una rete ciclabile nel nostro territorio, soprattutto vedendo la sicurezza delle nostre frazioni. Il contributo che poi la Giunta Marchetti ha voluto portare specificatamente su questo territorio, cioè la strada comunale che collega Codroipo a Biauzzo, ci ha visto subito perplessi e poi con un atto formale, con un protocollato contrari, sostanzialmente due motivazioni. Primo, ancora nel 2005 c'era un piano della rete ciclabile da realizzarsi a Codroipo, studiata da tecnici di valore, che prevedevano sei realizzazioni e metteva come priorità la ciclabile da farsi sulla strada provinciale che collegava Pozzo Goricizza a Codroipo. Non prendeva neanche in considerazione la ciclabile per Biauzzo, ma la vedeva fra le ultime opere, perché non la vedeva così preeminente rispetto alla sicurezza di altri percorsi. Su questa linea eravamo d'accordo come associazione e quindi abbiamo fatto presente appunto queste necessità, queste priorità.
Perché la necessità di organizzare un convegno di questo tipo sulla riforma delle autonomie locali? Come viene avvertita dal territorio? C'era la necessità di discutere in modo adeguato, di coinvolgere i soggetti del territorio, di fare in modo che un'area così ricca dal punto di vista partecipativo come quella del Codroipese e le aree contermini riuscisse a rappresentare una serie di istanze. Abbiamo aperto un dibattito, penso che lo proseguiremo nelle settimane e nei mesi successivi come contributo ai decisori politici, perché pensiamo che se la politica, il Consiglio regionale ha un compito importante, altrettanto ce l'abbiano i cittadini che devono in qualche modo intervenire, dire la loro, e saranno poi i beneficiari degli interventi e delle modifiche che si daranno. Che tipologia di indagine ha portato avanti e con quali risultati? Il punto di partenza è una riforma dalla parte delle imprese e dei cittadini e delle imprese e non da parte della burocrazia. Quindi sono individuate 11 aree vaste perché debbono ospitare dei servizi pubblici che devono essere gestiti in maniera efficiente, quindi devono avere una certa ampiezza di popolazione. 5 per la provincia di Udine, 3 in quella di Pordenone, magari speriamo di riuscire a presentare il lavoro anche lì, mi sembra interessante, 2 a Gorizia e 1 a Trieste. La CISL, nella sua cultura, nel suo DNA culturale e valoriale, ha la sussidiarietà, per cui crediamo che in ogni riforma organizzativa e anche degli enti locali e anche delle istituzioni di questa regione debba essere la sussidiarietà verticale il riferimento, e cioè il livello inferiore, quello più prossimo al territorio, deve essere il livello amministrativo che deve svolgere tutte le funzioni possibili e immaginabili, e la regione deve fare solo ciò che il territorio non riesce a fare. Sabato 2 agosto, grandi festeggiamenti a Corona, in comune di Mariano del Friuli, siamo in provincia di Gorizia, per il secondo posto ottenuto nell'edizione 2014 del Torneo dei Borghi. Noi non potevamo mancare, eravamo invitati e abbiamo partecipato. Cavallo di battaglia le squadre di tiro alla fune, sia femminile che maschile, le quali hanno trionfato facendo man bassa degli avversari. Presente alla serata il primo cittadino, Cristina Visintin. 2 porchette hanno saziato gli oltre 200 invitati, abbinando uno dei piatti tipici friulani al vino e alle specialità coronesi. Corona, antico borgo rurale immerso nelle campagne del Friuli contadino, come sempre si differenzia dal resto per la sua unicità di essere gente dove gli ospiti sono sempre di casa. La musica a coronare la riuscita dell'evento. Non sei obbligata a concederti. Mi hai rovinato gli intingolia e vattene, ma non dir niente agli svizzeri. Susi, esci da quel bugigattolo, muoviti, ridammi indietro il De Chirico. Girati, fammi vedere gli zigomia e struccati, togli il mascara dai gomiti. E Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarche de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Badabadi, badabadabam, bam bam. Grazie. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso.
Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per mercoledì 6 agosto. Prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Nel pomeriggio sui monti cielo variabile. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.